Appena arriva Ney, devo fargli un bel discorsetto. Ho rinnovato tutta la mia cameretta. Ho preso il letto matrimoniale. Ho tinteggiato le pareti. Tutto rosa come piace al mio Ney. Ma Ney non si decide a sposarmi! Mi ha fatto la proposta. Anzi, gliel'ho fatta io! Ma mi aveva detto di sì. E finora non ci siamo ancora sposati! Ma questa volta non cederò. Ecco perché ho invitato Ney. Quest'anno per Natale voglio proprio un bel regalo. Un matrimonio con Ney! Questo deve essere il mio Ney. Ney, ti stavo aspettando, entra! Dolce, dolcissima Ops. Ma cosa hai fatto alla tua bellissima cameretta? Non ti piace questa cameretta, Ney? La trovo deliziosa, dolce Ops. Con il rosa non potevi di certo sbagliare, dolce e bellissima Ops. Ma hai visto che cosa c'è qui, Ney? Certo che ho visto, dolce Ops. Qualcuno manca di buone maniere. Oh, Ney, che cosa vuoi dire? Sai quanti germi ci sono sotto le tue scarpe? Per non parlare delle possibili cacche di animale che potresti aver calpestato. E tu? Sei sul letto con quelle scarpe? Dolce Ops, questa cosa non è da te, è volgare e disgustosa. Hai ragione, Ney, ho commesso un piccolo errore. Allora toglimi le scarpe. Io toglierti le scarpe, Ops, ma stai scherzando? Ney, togli le scarpe alla tua dolce Ops. Ah, che fetore! Fatto! Sei bellissimo, Ney. Ecco, io ti avrei chiamato per una cosa. Lo sospettavo, dolce Ops, e so anche di che cosa potrebbe trattarsi. Vuoi il regalo per Natale? È vero? Ah, Ney, come facevi a saperlo, Ney? Dammi un bacino, Ney. Ed ora, Ney, vuoi sapere che regalino vorrei questo Natale? Dimmi tutto, dolce Ops. Lo sai che per te farei qualsiasi cosa. Dimmi ciò che vuoi e te lo regalerò. Hai detto tutto, Ney. Ogni mio piccolo desiderio, Ney. Certo, dolce Ops. Sei la mia bellissima e dolcissima Ops. A te regalerei ogni cosa. Ney, lo sai che cosa vorrei? Dimmi tutto, dolce Ops, e esaudirò il tuo desiderio. Voglio il matrimonio, Ney! Entro Natale! Questo mi ha colto alla sprovvista. Ma non vorresti un vestitino, un pigiamino? Ney, mi hai promesso qualsiasi regalino. Ed io voglio il matrimonio. Sei bellissimo, Ney! Ney! Mamma, la tua pancia sembra esplodere. Grazie, piccola Yaya. In effetti manca poco alla nascita del fratellino, ormai ci siamo. Volevo chiederti una cosa. Ora che siamo solo noi tre, la casa mi sembra molto vuota. È brutto, non mi piace. Oh, Yaya, presto arriverà il fratellino e così saremo in 4. E poi a Natale saremo tutti assieme. Tornano tutti qui per le vacanze. Davvero? Pensavo non tornassero più. Ma certo che tornano, Yaya. È vero, ora sono grandi e devono fare le loro esperienze. Ma torneranno sempre qui da te e da noi, anche se non vivono più qui. Ah, d'accordo, allora sono già più felice. Mamma, hai fatto la pipì? Oh, che imbarazzo, non è pipì, Yaya. Mi si sono rotte le acque. A me sembra pipì, mamma. No, Yaya. Dino, dobbiamo andare all'ospedale. Dino! Oh, non ci posso credere, svegliati! Forza! Non posso mica guidare da sola. Rotte le acque. Perché si rompono le acque quando nasce un bambino? Che strano. Scusami, Cosmic. È vero, ti ci sono rotte le acque? Dino, forza, prendi Yaya e montiamo in macchina! Sto per partorire! La mamma è sempre tanto dolce. Dino, vuoi svenire di nuovo?
No, no, andiamo! Forza, in ospedale. Sto per diventare la sorella maggiore di qualcuno. Andiamo! Forza, Dino! Non ci posso credere. Il papà è così emozionato che continua a svenire. Forza, o la mamma ti sgriderà. Sveglia! Luau, devi aiutarmi. Sono riuscito a sfuggire dalla dolce Ops, ma temo che mi raggiungerà. Che cosa dici, Ney? Perché vuoi sfuggire alla piccola dolce Ops? È successo qualcosa di terribile, terrificante. Ho la pelle d'oca, Luau. Piccolo, calmati. Ora c'è qui Luau con te. Allontanati, Luau. Volevo solo darti un po' d'affetto. Manteniamo le distanze di sicurezza, per favore. Ma ti ringrazio per essere qui. Ecco, mi sono lasciato trarre in inganno dalla dolce Ops. Mi ha fatto un tranello natalizio. Ha sfruttato la mia debolezza. Sapeva che le avrei regalato qualsiasi cosa mi avrebbe chiesto. Ai ai ai, amico, hai detto una donna che le avresti regalato ciò che desidera. Quale grave errore, Ney, non si fa mai! Ai ai ai! Lo sai che cosa ti chiede una donna? Prima un diamante, poi 2, e poi ti ritrovi senza un soldo, Ney. Ti sbagli, Luau, mi ha chiesto qualcosa di peggio di 2 diamanti. Quelli glieli avrei regalati volentieri. Peggio di 2 diamanti? Ai ai ai! I diamanti sono costosi. Io non potrei mai permettermeli! Ai! Allora cosa ti ha chiesto? Mi ha chiesto il matrimonio. Ai ai ai, amico. Io ti farò da testimone, lo so. Rischio di oscurare la tua bellezza di sposo, ma non ti preoccupare, Ney. Mi vestirò male apposta per non farti sfigurare. Ai ai ai! 1, non è detto che questo matrimonio si farà. E 2, qualora si dovesse fare il matrimonio, mio caro Luau, esigo che tu sia vestito bene, elegantemente. Non accetterò un vestito poco dignitoso al mio matrimonio. Ney! Ney! Dove sei, Ney? Oh no, c'è la dolce Ops. Per fortuna non ci vede bene e non mette mai gli occhiali. Non ci ha visti, Luau. Scusami, devo fuggire. Fermo là, Ney! Sei impazzito, Luau? Perché mi hai fermato? Ney, tu e Ops siete una bella, dolcissima coppia. E in più le hai detto di sì al matrimonio! Perché ora vuoi fuggire? Ma il matrimonio è una cosa importante. Mi sento giovane, bello. Insomma, non lo so, ho un po' di paura. Questa è la verità. Ney, dobbiamo parlare del bouquet. Ney, non ti permetterò di non sposare quella bella, dolcissima fanciulla, Ney. È l'unica che ti sopporta. L'unica che potrà mai sopportarti, Ney. Questo matrimonio si farà a costo di celebrarlo io stesso, Ney. Non dire sciocchezze. È d'accordo. Il matrimonio si farà. Yaya, la mamma è in ottime mani. Che ne dici? Torniamo a casa? No, io aspetto qui, non lascio mica la mamma qui da sola, sai. Lo so, Yaya, ma non c'è una sala d'attesa lì dentro, perciò non possiamo entrare. Fuori fa freddo e ci vorranno davvero molte ore prima che nasca il fratellino. Ma la mamma è lì da sola e se avesse bisogno di noi non ci hai pensato a questo. Lo so, Yaya, ma è per questo che ho il telefono. Lo terremo acceso, bene in vista, così quando potremo venire a trovare la mamma, correremo subito qui, d'accordo? No. Oh, Yaya, non possiamo stare qui fuori, ti prenderai un raffreddore. Vediamo. Che ne dici? A casa ti posso fare la cioccolata calda con panna. In più possiamo guardare assieme i cartoni della Disney. Che ne dici? Dico, affare fatto, papà. Ottimo, andiamo. Torneremo più tardi qui, non ti preoccupare. Non posso crederci, Cosmic. Ci siamo. Devo chiedertelo.
Sei sicura? Ti fidi di me? Venerdì, certo che mi fido di te. So che puoi farcela, stai studiando per questo. E beh, sarà un parto facile oltretutto e in più hai seguito tu la mia gravidanza. D'accordo, ma se ci fosse bisogno di qualcosa, ho già allertato l'ambulanza. Saranno qui in meno di 5 minuti. Non ti preoccupare, Venerdì. Credo in te e dovresti farlo anche tu. Hai ragione, Cosmica, sono così emozionata. Anch'io, non vedo l'ora nasca questo piccolino. Yaya sarà tanto contenta di avere un fratellino. Lo immagino. E sai quanto litigheranno? Oh, già li immagino a tirarsi i capelli. Ecco, diciamo che io non avevo quest'immagine, ma non vedo l'ora. Ho detto a Dino e Yaya di andare a casa, ci vorrà un bel po' e non potevo di certo farli rimanere qui dentro. Dino e Yaya aspetteranno a casa, poi li chiameremo. Inizia a far male davvero la pancia. Forza, concentriamoci. Presto qui stringerai un piccolino tra le braccia. Oh, beh, fammi fare una cosa. Qui ci sono i craftini. Ciao, craftini. Un abbraccio immenso. Ci vediamo al prossimo video. Noi ora siamo abbastanza impegnate. Ciao, ciao.